Francia. L'Italia con Asuni, Puggioni, Cipolloni e Floris. Beh, sono 3 sardi su 4. Nicola Asuni, Gianni Puggioni, ieri esaltante nel suo 400, 20 e 44. Poi il Reatino, i Rieti, Borgovelino per la precisione il paese, Angelo Cipolloni e Sandro Floris, altro sardo in ultima frazione. Favorita la Grecia con Angelos Pavlakakis, Giorgos Panayotopoulos. Nella 4% c'è una grande tradizione italiana, pensate su 12 edizioni disputate l'Italia ha vinto ben 8 volte dal lontano 51, l'ultima volta è stato nel 91 e tutti i migliori velocisti da Mennea a Gnocchi a Ottolina, Lanter, Guerin si sono cimentati. Dunque c'è una buona tradizione da parte sua italiana. Asuni è l'atleta meno esperto, il più giovane e di conseguenza viene messo in prima frazione, ha il solo compito di portare il testimone e i cambi intermedi devono essere fatti, frazioni intermedie da atleti più esperti. Nell'ordine abbiamo visto Puggioni, grande protagonista nei metri 200, medaglia d'oro ieri con 20 e 44, poi Cipolloni e Floris. Allora corsia 2 per Cipro, Georgos Skender, primo frazionista. Francia corsia 3, Christophe Cheval, buon duecentista, ieri finalista, peraltro battuto da Gianni Puggioni. Italia corsia 4, la terza dalla corda, cioè Nicola Asuni, primo frazionista. Frutos Feo, primo frazionista di Spagna, corsia 5. Angelos Pavlakakis, il vincitore dei 100 con il record dei giochi 10-13, battuto il vecchio primato di Pietro Mennea 10-15. Angelos Pavlakakis è in corsia 6. Ricordo Spagna, Grecia, queste ultime due, Grecia e Francia con l'Italia che con la sua tecnica superiore potrebbe superare gli altri, però qualche atleta è stato inserito in meccanismi che un tempo erano rodati. Un po' di apprensione dunque per la bontà dei cambi. Cipro, Francia, Italia, Spagna, Grecia. Buona la partenza di Asuni, buona anche la partenza di Frutos Feo, primo cambio, un po' schiacciato ma viene lanciato abbastanza veloce Gianni Puggioni, si scatena Puggioni, mentre c'è una buona frazione anche di Venancio José degli spagnoli, cambio che sembra lungo, no, splendido, eccellente il cambio tra Gianni Puggioni e Angelo Cipolloni, cambio che aveva avuto modo di essere rodato. Italia-Spagna, un po' schiacciato questo, però lanciato Floris davanti alla Spagna, Floris che prova a rimontare Javier Navarro, sì, ce la fa, attenzione all'interno, la grande Italia della staffetta va a vincere il Mediterraneo, grande tempo, 38,60, un 38,60 fatto così con atleti che non avevano provato e straprovato i cambi, e gran tempo, ed è il miglior risultato tecnico di questa giornata per un rappresentante, e qui sono 4 dell'Italia. Angelo Cipolloni che era denunciato in ritardo di condizione, Nicola Asuni debuttante, Sandro Floris in ultima frazione, quest'anno poche gare per lui ma comunque un cambio così il primo, splendido il secondo, un po' schiacciato il terzo, ma la tecnica dell'Italia ha avuto la supremazia sulla forza, sulla somma dei valori in campo di più Grecia che non Francia. Rivediamo e ristudiamo, guardiamo anche la Grecia in corsia lassù e la Francia qua sotto con Christophe Cheval. Bene Asuni, molto bene Frutos Feo, lo spagnolo. Questo cambio un po' schiacciato però non malvagio. Grecia che non ha avuto una grandissima frazione in curva di Angelos Pavlakakis che ha scatenato i suoi cavalli motore in rettilineo sui 100, ma forse non sembra così dotato in curva. Grande frazione dello spagnolo Venancio José. Guardate questo cambio mirabile, si allungano che più non si può, è difficile guadagnare qualche centesimo ancora. Grande cambio tra Gianni Puggioni e Angelo Cipolloni, la bella curva di Angelo a rimontare su Jordi Majoral mentre si perdono i greci con Giorgos Panayotopoulos che ha fatto una brutta seconda frazione, il duecentista. Buono questo cambio, si può lavorare per migliorare il tempo. 38,61, un grande tempo per l'Italia, non lontano il primato italiano. Guardate Floris qui scatenato a rimontare, a scavalcare Javier Navarro. 38,61 Italia, 38,85 Spagna, Cipro terzo posto 39,12, c'è anche il primato dei giochi.
primato dei giochi era 38,76 con Tilli, Simeonato, Pavoni, Mennea. Beh, insomma, un bel quartetto di grossi nomi: Stefano Tilli, Carlo Simeonato, Piero Pavoni e Piero Mennea. A te Stefano Bizzotto. Sì, ecco, cominciamo dalla fine. Sandro Floris, hai raccolto De Simone, eri secondo, la Spagna era davanti, poi una marcia in più. Poi abbiamo vinto, volevamo questa vittoria nonostante tutto, sicuramente questa vittoria io personalmente, Sandro Flores e Gianni Pugioni, la dedichiamo a coloro che l'anno scorso, nonostante quello che è successo ad Atlanta, ci siamo impegnati sino alla morte. Questa la dedichiamo a Gianfranco Dotta e Antonio Rotundo, ex responsabili della velocità, della staffetta. Interrompo un attimo Stefano per dirti